A tutti voi buonasera e ben trovati a questa nuova puntata di Elettroshock. Dunque, nel corso del pomeriggio è arrivato il via libera del governo Draghi al nuovo decreto che contiene le misure con le quali si punta a contrastare la quarta ondata del Covid. Un'ondata che pesa molto su tutto il paese, in particolare sul Friuli Venezia Giulia. Ricordiamolo ancora una volta, unica regione in Italia con un'occupazione dei posti letto Covid sia nelle terapie intensive sia nelle aree mediche al di sopra della soglia critica. Nella nostra regione la zona bianca ha ormai le ore contate, ma la preoccupazione in questo momento è quella di contrastare con tutti i modi possibili, in particolare ovviamente con la campagna vaccinale, ma poi con tutte le misure con le quali abbiamo ormai preso confidenza in questo periodo, la possibilità che addirittura nel corso del mese di dicembre si arrivi in zona arancione. Come abbiamo detto nel corso del pomeriggio, il governo ha varato il nuovo decreto e si è arrivati al Super Green Pass, una misura richiesta a gran voce dalle regioni che sono andate in questi giorni in pressing sul governo, in particolare dal Friuli Venezia Giulia e dal presidente Fedriga. Via libera per il Super Green Pass con questa misura che sarà in vigore a partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio per blindare in qualche maniera le festività natalizie. Il meccanismo è quello annunciato nei giorni scorsi, quello del doppio binario: da un lato le persone vaccinate o guarite dal Covid, dall'altro i non vaccinati. Questi ultimi, attraverso il tampone molecolare negativo, potranno di fatto solamente recarsi al lavoro e salire sui mezzi pubblici. Tutte le attività ricreative, dal cinema alla palestra, bar e ristoranti, saranno invece accessibili solo per chi avrà il Super Green Pass, solo per i vaccinati o per i guariti dal Covid. Dal 15 dicembre inoltre la vaccinazione sarà obbligatoria per il personale amministrativo della sanità, i docenti, il personale amministrativo della scuola, i militari, le forze di polizia e i membri del soccorso pubblico. Queste in estrema sintesi le novità della giornata, una giornata che si è aperta stamattina con la riunione della cabina di regia, poi i tecnici del CTS. All'1:30 c'è stato l'incontro tra governo, regioni ed enti locali e poi appunto nel pomeriggio la riunione del Consiglio dei Ministri che si è conclusa con il varo del nuovo decreto. A tal proposito sentiamo le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha incontrato la stampa nel tardo pomeriggio di oggi. Nel Consiglio dei Ministri di oggi abbiamo preso degli importanti provvedimenti di cui probabilmente sapete già molto perché sono sui giornali da un paio di giorni, ma sono degli importanti provvedimenti in tema di controllo della pandemia. E vorrei dire soltanto due parole per cercare di inquadrare la logica di questi provvedimenti. Poi darò la parola al Ministro Speranza per un'illustrazione precisa e alla Ministra Gelmini per una presentazione di quelli che sono stati i contatti e i contributi che le regioni hanno dato alla genesi di questi provvedimenti. Diciamo subito che la situazione italiana è oggi sotto controllo. Siamo probabilmente in una delle situazioni migliori in Europa, grazie essenzialmente alla campagna vaccinale che è stata un successo notevole. A questo proposito voglio continuare a ringraziare tutti gli italiani che hanno aderito a questa campagna con grande partecipazione e voglio ringraziare anche quelli che ora stanno aderendo con uguale partecipazione, perché i numeri sono molto incoraggianti, alla terza dose. Sì, grazie Presidente. Provo velocemente ad illustrare i temi fondamentali affrontati da questo decreto legge.
Ci sono 4 ambiti di intervento essenziali su cui si concentrano gli articoli del decreto. Un primo ambito ha a che fare con la questione dell'obbligo. Come sapete, l'obbligo oggi in Italia è già vigente per alcune categorie. Queste categorie sono in modo particolare il personale sanitario e tutti i lavoratori dell'RSA, anche il personale non sanitario che lavora nell'RSA ha già un obbligo di vaccinazione. Noi estendiamo questo obbligo ad ulteriori categorie che sono le seguenti. In primis anche il personale non sanitario che lavora nel resto del comparto salute, per esempio nei nostri presidi ospedalieri. Lo estendiamo anche alle forze dell'ordine, ai militari e lo estendiamo anche a tutto il personale scolastico. Quindi l'obbligo che era già vigente per alcune categorie viene esteso ad altre categorie. Inoltre l'estensione dell'obbligo riguarderà anche la terza dose o il richiamo nel caso in cui queste persone abbiano fatto il vaccino Johnson, che come è noto ha una sola dose. Quindi questo è un primo ambito di intervento che ha a che fare con l'estensione rispetto al tema dell'obbligo. Un secondo ambito di intervento ha invece a che fare con l'estensione dell'utilizzo del Green Pass. Come sapete, col passare dei mesi noi abbiamo esteso l'utilizzo del Green Pass a tutta una serie di luoghi. Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti ed estendiamo l'utilizzo del Green Pass in modo particolare agli alberghi, ed è un modo per aiutare le nostre strutture ricettive, soprattutto ad affrontare i prossimi mesi, che saranno mesi chiaramente importanti, al trasporto ferroviario regionale e interregionale e anche al trasporto pubblico locale. Inoltre estendiamo questo utilizzo del Green Pass anche agli spogliatoi di tutte le attività sportive, anche di quelle chiaramente all'aperto. Il Green Pass ad oggi, fino ad oggi, durava 12 mesi, come è noto. C'è stato un pronunciamento del nostro Comitato Tecnico Scientifico che ha indicato in 9 mesi invece la durata idonea proprio sulla base della capacità, diciamo, di tenuta del vaccino dopo il trascorrere delle settimane e dei mesi. Il terzo ambito di intervento che noi costruiamo in questo decreto ha a che fare col cosiddetto Green Pass rafforzato. Come è a tutti noto, il Green Pass si ottiene a 3 condizioni differenti. La prima, la vaccinazione, la seconda, la guarigione, la terza, un tampone negativo che può essere antigenico o molecolare. Noi riteniamo in questa fase di avanzamento dell'epidemia e di contesto internazionale così complicato che per una fase temporale che andiamo ad indicare come compresa tra il 6 di dicembre e il 15 di gennaio, introduciamo una fattispecie rafforzata di Green Pass, in cui per poter accedere appunto al certificato verde solo 2 di queste funzioni restano vigenti, e cioè un certificato verde si può ottenere soltanto in presenza di una vaccinazione o di una guarigione. Già in zona bianca, quindi a partire dal 6 di dicembre, rispetto ad alcune fattispecie, salviamo chiaramente l'utilizzo che si fa del Green Pass per le questioni lavorative, per le questioni di trasporto e anche per altre che riteniamo rilevanti, ma consideriamo questo nuovo utilizzo del Green Pass. Nel momento in cui si fa una scelta di questo tipo, quindi di Green Pass rafforzato, c'è però un elemento molto positivo che vorrei sottolineare, e cioè che nel passaggio di colore, che come sapete può avvenire nel caso in cui le regioni dovessero superare determinati indici di ospedalizzazione in area medica in terapia intensiva, noi eviteremmo restrizioni per le persone che sono vaccinate. Quindi il messaggio di fondo che noi diamo è un rafforzamento del Green Pass per evitare chiusure, un rafforzamento del Green Pass per evitare riduzioni di capienze. Quindi proviamo, ad avere una disciplina più rigida, rafforzata dell'utilizzo del Green Pass, ma controbilanciamo questa scelta evidentemente con quello che è l'obiettivo del governo, cioè ridurre le restrizioni, limitare le restrizioni. Ancora, il quarto ambito di intervento, anch'esso importante e credo rilevante, ha a che fare con i controlli. Dentro questo decreto c'è l'indicazione di una nuova procedura
di rafforzamento dei controlli in tutti i luoghi dove i Green Pass vengono utilizzati. Viene chiesto ai comitati provinciali per la sicurezza e l'ordine pubblico di riunirsi entro 5 giorni dall'entrata in Gazzetta di questo decreto, e questi comitati provinciali di sicurezza per l'ordine pubblico dovranno costruire dei veri e propri piani di azione per questi controlli, e sarà richiesto a questi comitati di offrire una relazione settimanale al Ministro degli Interni, perché riteniamo che i controlli siano, uno dei punti su cui focalizzare la nostra attenzione e il nostro impegno. Ancora concludo toccando una parte più strettamente sanitaria. Come diceva prima il Presidente del Consiglio, abbiamo già fatto una scelta nei giorni scorsi che va nella direzione di un anticipo della possibilità di avere il richiamo a 5 mesi. Questa indicazione è già stata formalizzata da AIFA e il parere è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e da oggi è possibile avere il richiamo a 5 mesi e non più a 6 mesi. E ci apprestiamo ad un'ulteriore modifica che sarà vigente dal 1° di dicembre e che ci metterà nelle condizioni di allargare ulteriormente la platea anagrafica di persone che hanno diritto alla dose di richiamo. Come sapete, fino ad oggi questa platea è limitata alle persone che hanno più di 40 anni. Dal 1° dicembre sarà possibile prenotare e prendere una dose di richiamo sopra i 18 anni. È una strategia complessiva che il Governo mette in campo esattamente con le finalità che venivano prima illustrate dal Presidente del Consiglio. Abbiamo un vantaggio anche per le scelte, credo, coraggiose che sono state fatte nei mesi precedenti. Vogliamo provare a conservare questo vantaggio anticipando il virus. Questi mesi così difficili da cui veniamo ci hanno insegnato che anticipare il virus è fondamentale se si vuol provare a tenere la situazione sotto controllo. Cosa pensano i friulani del Super Green Pass, di questa doppia corsia per vaccinati da un lato e non immunizzati dall'altro? Marco Pasquariello è andato oggi in città Udine e ha raccolto un po' di testimonianze. C'è nella maggior parte dei casi una calda accoglienza per questa novità, anche se con qualche distinguo. Sentiamo. Favorevoli o contrari al Super Green Pass? Sfavorevole. Favorevoli, quindi Strafavorevole. Sì, no, io sarei anche per l'obbligatorietà della vaccinazione. Infatti per alcune categorie dovrebbe essere introdotta anche questa. Sarei proprio un elenco, lo Stato chiama secondo l'elenco, se uno non fa gli danno multe o addirittura, non so, in galera o altre cose. E a chi manifesta cosa dice? Non riesco a capirlo, Soprattutto molti sono favorevoli alla vaccinazione, sfavorevoli al Green Pass, e questo capisco ancora meno. Non sono favorevole. Come mai? Non lo trovo giusto. Discriminatorio? Anche, sì. Non lo trovo giusto tante cose, il vaccino e tante altre cose. Non sono Novax, non so, però queste imposizioni, queste cose non mi sembrano giuste. Quindi anche il Green Pass in generale per lei non è giusto, non solo il Super Green Pass? Tutto non è... Siamo 2 anni che siamo chiusi, che siamo condannati a tutto, quindi no, non lo trovo giusto. Io mi augurerei che tutti ce l'avessero. Quindi favorevole? Favorevole, sì, perché ognuno ha le sue idee, pertanto ho sentito qualcuno che aveva anche le sue idee, erano valide anche quelle, erano valide. Però lei ha scelto di vaccinarsi? Io sono a posto, sì, sono a posto. Per me andare sia all'autobus che andare al negozio serve, all'ospedale ti chiedono il Green Pass. E a quelli che manifestano cosa dice? Per me è sbagliato. Favorevolissimo. Adesso sto aspettando che mi aprano le prenotazioni per la dose booster. E a chi manifesta cosa dice? A chi è contrario sia al Green Pass che alla vaccinazione? Ma c'è libertà di manifestare, però nei limiti previsti dalla normativa. Questo sarebbe effettivamente da far applicare. Non è giusto, manifestare le proprie idee, ma in modo democratico. È favorevole o contrario al Super Green Pass? Contrario, perché secondo me stanno un pochino esagerando con la privazione della libertà in generale. Ma ti dirò, se serve a qualcosa, sì, favorevole. Quindi l'importante è che serva a uscire dalla pandemia.
Esatto. Favorevolissima. Quello che non riesco a capire è che non sono, cioè chi parla non è né scienziato, né, cioè con quale, cioè, capito? Che titolo? Ma che titolo? Allora perché non vanno a vedere veramente, cioè bisogna affidarsi anche alla scienza, no? Si affidano solo, oppure vivere, tu la pensi così, ma allora fatti un mondo tutto tuo e cioè non venire a ledere la libertà degli altri, scusi. Favorevole o contrario al Super Green Pass? Favorevole. Quindi bisogna mettere delle limitazioni maggiori. Sì, sicuramente, almeno la mia idea. E chi manifesta, a chi manifesta cosa vorrebbe dire? Di andare in quel paese. È favorevole teoricamente, contrario perché è una pagliacciata, è incontrollabile. Come detto, quasi certamente venerdì si deciderà per il cambio di colore in Friuli Venezia Giulia, il passaggio effettivo dalla zona bianca alla zona gialla avverrà a partire da lunedì 29 novembre. Come detto però il pericolo, il rischio è che il colore possa farsi ancora più marcato in dicembre. Secondo il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi saranno decisivi i prossimi 15 giorni. La speranza è che il ricorso al vaccino diventi più sostanzioso per quanto riguarda la terza dose, per chi ha già completato il primo ciclo, ma poi naturalmente la speranza è che i dubbiosi si convincano e quindi procedano intanto con la prima dose. Sentiamo il vicepresidente Riccardi. Vicepresidente Riccardi, Super Green Pass che dovrebbe distinguere un po' tra vaccinati e non vaccinati per quanto riguarda gli spostamenti, ecco l'indicazione della regione, insomma la sensazione qual è? Le regioni hanno chiesto questa distinzione perché noi crediamo che sia una delle misure che è una misura di equità, nessuno credo si sia vaccinato con entusiasmo ed è evidente, vediamo gli effetti del vaccino che sono estremamente importanti, riducono la pressione ospedaliera e garantiscono una sicurezza migliore, quindi consentire un'agibilità alle persone che sono vaccinate sicuramente rispetto alle altre ci aiuta a contenere e a superare questo momento di rialzo dell'infezione che sta sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda invece un possibile picco, vediamo che i numeri stanno crescendo, numeri un po' altalenati ma con una certa preoccupazione si guarda al futuro, è atteso un possibile picco o è lontano e quindi dobbiamo aspettarci che siano ancora settimane difficili? Insomma, le previsioni sono sempre difficili da fare, poi insomma, io non le ho mai fatte. Sicuramente avremo davanti, secondo me, una quindicina di giorni importanti, poi bisogna vedere come va. Insomma, l'importante è che resti questo margine del rapporto tra l'infezione e la domanda ospedaliera, ma questo dipende dalla capacità vaccinale e soprattutto dall'adesione che tutti quanti faremo alla terza dose. Oggi qui a Pordenone una riunione anche con i sindaci, il Dipartimento di Prevenzione per decidere anche su quelli che saranno i movimenti, gli spostamenti, i mercatini di Natale e quant'altro. Che cosa è emerso? Ma niente, abbiamo fatto una chiacchierata con i sindaci che sono il presidio dei territori. Abbiamo trovato piena condivisione sul fatto di informare la popolazione che aderisca alla terza dose e poi naturalmente c'è una declinazione dell'applicazione delle regole qualora dovessimo entrare probabilmente già lunedì nella zona gialla e mi sembra di poter dire che c'è una richiesta unanime da parte dei sindaci anche alla prefettura di avviare quei controlli legati alla correttezza dei comportamenti delle persone sull'utilizzo del Green Pass. Per fare il punto sulla pandemia e per capire quali potrebbero essere le prossime evoluzioni abbiamo interpellato il genetista triestino Marco Gerdol. Con lui abbiamo affrontato anche una questione, quella della vicinanza della nostra regione con due paesi, la Slovenia e l'Austria, in cui i contagi galoppano veramente. Pensate che l'Italia ha un'incidenza di casi Covid pari a 1/4 di quella che si registra in Austria e in Slovenia. Che effetti ha questo sul nostro territorio? Marco Pasquariello lo ha chiesto appunto a Marco Gerdol.
Si è visto come il Friuli Venezia Giulia sicuramente paghi in questo momento la vicinanza con due stati, l'Austria e la Slovenia, in cui il virus circola con molta più virulenza del Friuli Venezia Giulia. Questo può avere un impatto anche nel prossimo futuro su quella che è l'evoluzione della pandemia nella nostra regione? Sì, certamente sì, questo è fuori da ogni dubbio, è evidente che i trend, soprattutto di Trieste, di Gorizia, ma poi con un po' di ritardo anche quelli di Udine e Pordenone, ovviamente sono stati influenzati dai movimenti transfrontalieri. Sappiamo che l'incidenza sia in Austria che in Slovenia dei contagi è arrivata a superare le 1000 persone per 100.000 abitanti. Questo vuol dire che più dell'1% dell'intera popolazione si contagia nell'arco di una settimana. Sono numeri veramente molto molto importanti, e questo ovviamente avrà un effetto a cascata che porterà, indipendentemente da eventuali restrizioni e attenzioni delle persone, a un ulteriore incremento dei casi. Questo anche nell'ottica di una prossima, futura, possibile zona arancione? Questo è possibile, naturalmente è difficile prevedere quanti saranno i ricoveri da qui a 2 settimane, un mese. Fortunatamente i vaccini in questo ci aiutano, perché il numero di casi ormai non deve più spaventarci come ci spaventava un anno fa, perché fortunatamente il tasso di ospedalizzazione è diminuito molto, e anche il tasso ovviamente di ricovero in terapia intensiva, però dipenderà molto anche da chi sarà che si contagerà. Quindi le fasce più interessate dai contagi ovviamente sono difficili da prevedere, però indubbiamente la tendenza sarà quella di arrivare verso numeri che si avvicineranno via via sempre più a quelli che ci potrebbero portare a un passaggio di colore. Quindi ha senso continuare a insistere sulla strada dei vaccini, da un lato su chi non l'ha ancora fatto e dall'altro sulle dosi booster? Assolutamente, questo è fuori da ogni dubbio. Sappiamo bene che sarà molto difficile a questo punto convincere chi ancora, nonostante tutte le opportunità, ancora non ha scelto di vaccinarsi, però è importantissimo ricordare che in questo momento i vaccini stanno abbattendo in sostanza di quasi una decina di volte il rischio di poter finire in ospedale. Questo vale per tutte le classi di età, ma soprattutto per le fasce di popolazione più anziana, che sono quelle più a rischio, dove appunto il booster aiuterà molto per ripristinare un po' quella che è l'efficacia del vaccino, che comunque, ricordiamolo, resta piuttosto elevata anche per chi ha ricevuto soltanto 2 dosi. E per quanto riguarda la curva? Questo ovviamente dipende da molti fattori che sono difficili da prevedere, perché al di là dell'influsso di cui parlavamo prima della Slovenia e dell'Austria, ovviamente incideranno molto i comportamenti delle persone. Va da sé che al peggiorare della situazione epidemiologica i comportamenti delle persone si modificano anche in modo quasi inconscio. Naturalmente la speranza è quella che questo nuovo picco epidemico possa essere raggiunto quanto prima possibile, prima che si raggiungano dei numeri tali da mettere in crisi il sistema sanitario. Nella giornata in cui è stato varato il Super Green Pass, in cui sono stati ricordati i dati sull'evoluzione della pandemia che interessano il Friuli Venezia Giulia, è arrivata la notizia che i Novax stanno organizzando il loro Capodanno a Lignano Sabbiadoro. Attraverso la rete si sono dati appuntamento per il 31 dicembre al Bella Italia EFA Village. Questa la notizia che è circolata oggi e che è stata accolta con sconcerto dal sindaco Luca Fanotto. Antivaccinisti e contestatori della certificazione verde festeggeranno il loro Capodanno Novax a Lignano Sabbiadoro. L'invito dell'associazione Liberi si nasce sta circolando in queste ore nelle chat e nei gruppi social di riferimento per l'ambiente. Ci ripensino, il mio disaccordo su questa iniziativa è totale, commenta a caldo il sindaco di Lignano Luca Fanotto. Stando al programma diffuso in rete, la festa prevede il coinvolgimento di personaggi noti tra i Novax, tra i quali anche alcuni medici radiati dall'ordine, promotori peraltro di cure alternative naturali anche contro il cancro e di metodi non scientifici. Il brindisi di mezzanotte, si legge nel programma, sarà accompagnato da un momento in cui ci uniremo tutti per mandare i nostri intenti comuni all'universo e lanciare una potentissima ondata di energia collettiva.
Invito gli organizzatori a fare subito un passo indietro, tuona il sindaco di Lignano Sabbiadoro Fanotto. Siamo sconcertati all'idea che mentre l'Italia intera si sta adoperando per non arrivare ad un nuovo lockdown e stiamo ancora pagando gli effetti gravissimi di alcune manifestazioni di piazza condotte senza mascherine e distanziamenti, ci sia qualcuno che pensa di festeggiare un capodanno che prevede, cito testualmente, DJ set fino all'alba e uno spettacolo teatrale che porterebbe il titolo di The Covid Show. Tutto ciò mentre la maggior parte delle persone, prosegue il sindaco, sta facendo sacrifici enormi e vive con estrema apprensione la possibilità di nuove chiusure. Non c'è una singola ragione, tantomeno quella della necessità di fare affari, conclude Fanotto, che giustifichi l'organizzazione di questo evento in un momento così delicato. Non solo la festa per Capodanno, continuano le manifestazioni dei Novax, no Green Pass nel nostro territorio. Diverse le manifestazioni organizzate a Trieste, l'ultimissima in questi giorni che ha visto scendere in piazza anche alcuni sanitari. Una iniziativa che non è affatto piaciuta alla SUGI, che oggi ha preso posizione in tal senso. Siamo noi, quelli che combattono in prima linea da 2 anni, ad assistere e curare le persone con il Covid e tutte le persone che hanno bisogno di aiuto, dissentiamo da quanto detto alla manifestazione di ieri. Il personale dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina lancia un durissimo attacco ai manifestanti che per l'ennesima volta ieri hanno bloccato le vie di Trieste, mettendo in particolare nel mirino chi ha partecipato alla manifestazione da sanitario sospeso perché non vaccinato. Va precisato che non c'erano medici, ma solo infermieri, o almeno che si dichiaravano tali. Il personale di Asugi, in una nota, specifica che l'utilizzo improprio dei dispositivi di protezione individuale da parte dei sanitari sospesi, come ad esempio le tute bianche, utilizzate come simbolo di una lotta che non gli appartiene, lascia esterrefatti e costituisce un ulteriore sfregio verso i colleghi, cioè noi, che in questo momento di ripresa pandemica sono già messi a dura prova anche per la loro assenza, ma con impegno e infinita professionalità, spiegano i sanitari in servizio, e anche con dedizione continuiamo a fare il nostro lavoro. Vi abbiamo raccontato fin qui delle novità relative al Super Green Pass e della situazione in Friuli Venezia Giulia. Lunedì scorso nella vicina Austria è iniziato il lockdown. Il governo ha preso delle decisioni importanti per far fronte ad una evoluzione della pandemia davvero fortissima. Abbiamo detto in Italia l'incidenza è 1/4 di quella che si registra in Austria e in Slovenia. La nostra Paola Treppo, assieme a Fabio Di Bernardo, oggi è andata nella vicina Carinzia per capirne di più. La sensazione è quella di un lockdown ben diverso da quello che ci ricordiamo qui in Italia. La popolazione della Carinzia risulta disorientata per alcune regole che sono state imposte dal governo. Ne abbiamo parlato con uno dei consiglieri comunali di Villac, un'amministratrice municipale che in centro città gestisce anche un albergo. Siamo nel centro di Villac, la via tradizionale dei mercatini di Natale. Siamo in lockdown come disposto dal governo austriaco. Adesso raggiungiamo, per capire come sta vivendo la comunità a questo particolare momento, Claudia Boinenburg, che è consigliere comunale di Villaco, ma è anche la proprietaria, la titolare di un albergo, e ci spiegherà quali sono i divieti e quali sono invece le cose che si possono fare qui in centro a Villaco. Vedete, c'è anche diciamo la popolazione in strada, quindi non è un lockdown come è stato il nostro primo lockdown, quindi con il divieto assoluto di uscire di casa. Ci sono anche tantissime persone senza la mascherina. Eccoci Claudia, qual è la situazione, quali sono i divieti, che cosa si può e cosa non si può fare e come state vivendo questo momento? Grazie, è un po' caotico, insomma, si può dire, perché le scuole sono aperte, anche l'asilo è aperto e la gente può fare delle passeggiate per la salute e si possono muoversi, no? Vietato è che la gastronomia deve avere chiusa e gli alberghi devono avere chiusi, però possono anche avere aperto per persone del business.
come vedete i mercatini sono chiusi, però c'è un negozio dove si può portare via, lì sono i dolci, lui può avere aperto per portare via. Ecco, c'è anche un punto dove si può fare il tampone, dove si può fare il vaccino proprio lungo questo centro principale di Villacco. Sì, i tamponi si fa direttamente lì, è un open air test e le vaccine si fa proprio nel magistrato della città e noi abbiamo alla settimana più di 4.000 persone che vengono per fare un vaccino. Quindi insomma la vostra speranza adesso è che ci siano anche più persone che si vaccinano? La città faceva un tipo tombola dove fanno i prezzi valorosi per quelli che prendono adesso un vaccino, per esempio anche 3.000 euro per fare le spese in città. Non solo questo, è anche un po' che la gente capisce come si devono trattenere, no? Però a Villach siamo alla media, non abbiamo problemi grandi, siamo alla media di 90 cittadine e stiamo abbastanza bene, anche con l'ospedale e tutto. L'ospedale hanno tanto da fare, però il lavoro funziona molto bene. E come vivete invece diciamo questa situazione? Come una situazione di difficoltà naturalmente, ma tutto sommato non troppo costrittiva? Tutto era una sorpresa perché ci hanno detto venerdì che dobbiamo chiudere lunedì. Allora di queste cose adesso non sappiamo bene perché la legge non è ancora pronta, no? Solo che da noi sappiamo che tanti vanno a fare le spese a Tarvisio e vanno lì per bere un caffè e per mangiare la pizza. Secondo me si può può andare a Tarvisio, però si deve avere almeno 2G. Ecco, qui il 2G e il 3G è un linguaggio che si utilizza per spiegare che tipo di protezione e quindi di accesso ai servizi si può avere. Il 2G è l'essere vaccinati oppure l'essere guariti dal Covid, mentre il 3G è appunto sia le prime due variabili che anche quella del tampone. Vediamo che c'è tanta gente qui in centro. La gente, come vedete, fa delle passeggiate e adesso è anche finita la scuola, no? C'è tanta gioventù che passa e anche le famiglie vanno fuori per prendere un po' di aria. Ecco, Claudia sottolineava un aspetto particolare che ci è stato riferito anche da altri interlocutori che abbiamo incontrato questa mattina e anche dal collega Stefan di Kleine Zeitung che ci sta accompagnando, dandoci un supporto in questo viaggio. Ecco, pare che per quanto riguarda i mercatini di Natale, una volta terminata questa prima fase di lockdown che possiamo definire soft, si potrà entrare, quindi si potrà, chi lo desidera, anche dal Friuli con uno speciale braccialetto e con i varchi che abbiamo anche noi utilizzato per le nostre feste, le nostre sagre, e con questo bracciale si potrà girare all'interno di uno spazio di fatto recintato, consumando e insomma interagendo con le persone abbastanza liberamente. Continueremo insomma questo viaggio alla scoperta di questa Carinzia così particolare, con un lockdown particolare, non poteva essere altrimenti. L'Austria ha altre regole e in generale vediamo insomma anche qui proprio di fronte abbiamo solo per asporto di fatto però una bancarella che rimane aperta. Oltre a ristoranti e bar, a Villach da lunedì sono chiuse anche le terme di Varma, inaugurate quasi 10 anni fa e che sono frequentate per quasi il 60% da italiani e friulani in particolare. E continuiamo il nostro viaggio in quest'Austria del cosiddetto lockdown. Siamo all'interno della struttura delle terme di Warmbad, una tradizione quella delle terme in Carinzia molto forte, sono tantissimi gli italiani, i friulani che le frequentano sia in estate che in inverno. Con noi abbiamo Barbara e vediamo com'è la situazione, le terme in questo momento deserte. Sì, noi siamo in lockdown adesso appunto da lunedì, pertanto oggi è il terzo giorno di lockdown per tutta l'Austria.
E qui a Warmbad noi abbiamo in tutto 7 strutture, siamo 750 dipendenti, di cui 4 strutture turistiche e del resto sono strutture mediche, quindi sono delle cliniche per l'apparato muscoloscheletrico e un centro terapico. Chiaro è che tutte le strutture turistiche, quindi gli hotel, le terme dove ci troviamo adesso, sono completamente chiuse. Pertanto i dipendenti sono in ferie, stanno consumando gli straordinari, abbiamo finito con i lavori di pulizia generale ieri. Vedete dietro a me chiaramente uno spettacolo veramente particolare, perché le vasche, le piscine sono vuote, è vuota la piscina sportiva che vedremo dopo, sono vuote le saune, bagni turchi, non ci sono gli schiamazzi dei bambini, quindi è veramente una situazione un po' irreale quella che ci troviamo a vedere oggi. Ecco, non è la prima volta che le terme, tra l'altro, vengono temporaneamente chiuse, anche in occasione delle altre ondate della pandemia c'è stata questa necessità. Sì, esatto, purtroppo è la 4ª volta che le terme vengono chiuse. Io ricordo che il terzo lockdown in Austria lo scorso anno è durato molto, a cavallo del Natale. Noi abbiamo chiuso verso i primi di novembre e abbiamo riaperto a giugno, a fine giugno, il 26 di giugno. E chiaramente con una perdita importante. Noi abbiamo quasi il 60% di ospiti italiani che provengono dalla vicina regione Friuli Venezia Giulia, che apprezzano e sono clienti storici delle terme di Warmbad e quindi ovviamente a noi dispiace anche per loro non poter offrire questo servizio. E dopo il lockdown le terme potranno essere frequentate dalle persone vaccinate e quindi in possesso del Green Pass? Sì, esattamente. Allora, qualora noi riaprissimo con il 14 di dicembre, per accedere alle terme sarà richiesta la regola del 2G, quindi o vaccinati o guariti. Quindi non ci sarà più la possibilità di avvalersi del tampone PCR o del tampone antigenico per l'accesso alle terme. Allora, grazie a Barbara e anche alla direzione delle terme. Continuiamo a vedere la situazione in lockdown in Austria. Una delle questioni che preoccupa maggiormente lavoratori friulani e austriaci che quotidianamente, proprio per questioni di lavoro, attraversano il confine è quello del controllo del Green Pass alla frontiera tra Italia ed Austria. Ce ne parla il console onorario d'Italia a Klagenfurt. E vediamo adesso quali sono i problemi anche di chi è pendolare, lavora al confine e quindi il confine lo deve insomma superare. Siamo con il console onorario italiano a Klagenfurt per cercare di capire anche quali consigli dare, quali sono le problematiche in questo settore. Allora, dobbiamo dire questo, come probabilmente è conosciuto, noi qua in Austria da lunedì abbiamo il 4º lockdown. Questo vuol dire che la maggior parte dei negozi e ristorazione ha chiuso. Naturalmente ci sono le alimentari, le banche, le farmacie e così via che possono tenere aperto, come anche uffici. Però cosa vuol dire? Che in questi settori vige in Austria attualmente la regola del 3G. Vuol dire che o uno è vaccinato o ha avuto il Covid o altrimenti deve presentare il test. Sempre attuale. Cosa comporta? Che una persona che lavora in Austria ed è pendolare e arriva dal Friuli deve portare con sé un test valido e lo dovrà fare 2-3 volte alla settimana. Questo potrebbe comportare un po' di disagi per queste persone. Ecco, comunque per le attività italiane o carinziane austriache che diciamo hanno una sofferenza ovviamente legata al lockdown, ci sono stati comunque dei contributi erogati dal governo austriaco. Certo, come anche durante gli altri lockdown, ogni attività che ha sede in Austria, indipendentemente se questa attività è di proprietà di una persona austriaca o anche di persone straniere, ha la possibilità di chiedere queste sovvenzioni, questi aiuti che sono legati la maggior parte al mancato fatturato.
Dico subito che le regole per questo quarto lockdown non sono ancora uscite in modo dettagliato, però presumiamo che corrispondano a quelle del lockdown passati, quindi a seconda della mancanza di fatturato, seconda della percentuale di mancato fatturato, vengono emessi o emanati questi aiuti. E questo è funzionato molto bene, bisogna dire. La percentuale degli italiani che vivono in Carinzia in Austria pare comunque sia dotata già di Green Pass. Sì, noi al consolato notiamo che le persone che vengono da noi, dato che abbiamo l'obbligo di far entrare solo persone con il Green Pass, quindi comunque vaccinate o guarite, è molto alta. Anche stamattina, prima che io arrivassi qui, sono arrivate 2 famiglie per richiedere il passaporto ai minori ed entrambe erano in possesso di questo Green Pass, sì. I mercatini di Natale carinziani, insomma, sono molto amati dai friulani. Vediamo se si potrà venire a partecipare a queste iniziative o meno quest'anno. Sicuramente si potrà partecipare, sperando solo che realmente questo lockdown termini come annunciato il 12 o il 13 di dicembre, così almeno abbiamo la possibilità di riaprire questi mercatini per almeno 2 settimane prima di Natale. Sicuramente le persone potranno venire, essendo in possesso comunque del Green Pass. I controlli ci saranno. Però per il resto speriamo che le 2 settimane prima di Natale possiamo riaprire e avere di nuovo tanti visitatori dall'Italia. Alcuni professionisti italiani che risiedono in Austria, attivi per lavoro anche in Friuli, manifestano tutto il loro disagio nell'affrontare il lockdown, soprattutto a livello psicologico. Il lavoro invece continua a distanza grazie alle nuove tecnologie. Con Enrica Maggi, un avvocato che esercita a Klagenfurt italiana, vediamo insomma qual è il sentore, come si sentono le persone in questo momento di lockdown. Allora, io posso parlare della mia esperienza personale. Per me l'inverno in Austria è sempre molto triste, perché io non sono una sciatrice e quindi per me queste giornate buie che ci sono in Austria non sono allegre. Adesso con il lockdown io l'unico momento che ho di felicità della giornata è quando posso tornare in Italia. I suoi clienti magari qui in Austria, che cosa sentono, come si trovano? Sì, ecco, molti clienti sono spaventati e mi dicono: avvocato, adesso io se voglio tornare in Italia di cosa ho bisogno? Oppure clienti che dall'Italia vogliono venire in Austria sono terrorizzati, oddio se mi fermano il confine. Però in questo momento voglio dire, per questioni di lavoro si può comunque ancora venire in Austria, no? Ecco, per cui si può stare tranquilli da questo punto di vista. Niente, però io sento un malumore, specialmente fra gli italiani, a cui viene meno proprio il poter andare a mangiare fuori, il poter incontrare le persone, magari mentre l'austriaco tendenzialmente è una persona già un pochino più solitaria, quindi abituata anche d'inverno a stare più da sola. Noi italiani siamo abituati a stare in compagnia e questo lockdown ci aggrava molto in questo momento, senz'altro. Ecco, quindi lei diciamo è una lavoratrice transfrontaliera. Cioè io in realtà vivo in Austria, però molte volte devo andare in Italia per questioni di lavoro e onestamente cerco di implementare le occasioni per poter tornare in Italia e per poter vedere il nostro bel paese, ecco, in questo momento così buio del mondo. Ecco, per quanto riguarda i controlli al confine, come si è trovata? Guardi, io adesso vengo da Udine, dove ho avuto una consulenza per un cliente, non ho trovato nessun controllo né in andata né in uscita. Ecco, normalmente li ha trovati prima oppure in questi giorni, insomma, da quando è cominciato il lockdown? Assolutamente no, io non ho trovato mai i controlli, assolutamente no. Ecco, per quanto riguarda invece l'attività prettamente legata alla sua professione, se ci sono dei disagi per il lockdown, non so, le udienze... Sì, ma guardi, le dico la verità, in questo momento noi facciamo quasi tutto online, per cui diciamo, mentre prima la maggior parte dei clienti arrivavano da noi in tribunale e da noi a Klagenfurt fisicamente, adesso la consulenza viene fatta online e ci sono clienti che io gestisco ormai da un anno e mezzo che non ho mai conosciuto personalmente e che sono abituati
abituati ormai a ricevere consulenza online. Questo è tutto. E a soffrire molto per il lockdown sono come sempre i più piccoli, i bambini. Ci racconta il loro disagio la titolare di una scuola di danza. E siamo adesso in una scuola di danza della Carinzia, vediamo quali sono le problematiche che ha dovuto affrontare la maestra, insomma, oppure le persone che insegnano danza alle bambine in questo periodo legato alla pandemia, con Valentina. Insomma, un periodo lungo di difficoltà, riorganizzazione, com'è andata? È un periodo molto difficile, perché comunque ci troviamo adesso di nuovo nel lockdown. E l'esperienza insomma ci ha fatto vedere che è stata una situazione nuova, un riorganizzare tutto il lavoro, perché comunque chi lo sa, insomma, la danza classica viene fatta con spazi grandi, e quindi ci siamo ritrovati tutti a casa, e io ho preferito continuare il mio lavoro riorganizzandomi con Zoom, questo nuovo mezzo tecnologico. E niente, è stato difficile, ma diciamo che è stato l'unico modo per continuare la nostra passione. Ecco, e le bambine arrivano dalla zona oppure anche da altre zone della Carinzia? Carinzia, sì, diciamo che ho un pubblico piuttosto internazionale, e quindi insegno anche in 3 lingue. Essendoci qui insomma una ditta molto grande che porta tanti stranieri, però prevalentemente sì, qui della zona. Ecco, abbiamo visto che avete suddiviso l'area degli allenamenti con quadrati in modo da distanziare le bambine, no? Ecco, c'è stato un riorganizzare anche diciamo la dinamica, no, dei gruppi, perché mentre prima era un centro dove tutte le bambine avevano l'opportunità di conoscersi, piccole e grandi, incontrandosi tra i gruppi, adesso abbiamo dovuto dividere, quindi da una parte entrano a un'altra uscita dove poi possono uscire, quindi non c'è, diciamo, un contatto diretto, ed è un peccato, perché c'era un convivere un po', insomma, tra le bambine più piccole e con poi le bambine un po' più grandi. Questo adesso manca, ovviamente. Insomma, il magico mondo della danza in difficoltà. Qual è la speranza? Cosa vi aspettate adesso per i prossimi giorni? La speranza è che tutto questo finisca veramente al più presto, perché chi ne sta veramente portando, cioè chi sta veramente soffrendo sono veramente i bambini, perché hanno bisogno che sia la danza o qualsiasi altro tipo di sport o arte, hanno bisogno di sfogarsi, di tirare fuori quello che c'è dentro, e questo non è possibile, cioè è possibile in un breve periodo con Zoom, ma manca il contatto diretto tra di loro, tra me e i bambini, quindi spero ovviamente vivamente che questo periodo bruttissimo possa finire al più presto. Con questo reportage dall'Austria, a cura di Paola Treppo e Fabio Di Bernardo, si conclude questa puntata di Elettroshock. Grazie come sempre per averci seguito, l'appuntamento è per la prossima settimana. Arrivederci.